Buongiorno, buon lunedì. Nevica. Ormai siamo a novembre, nevica, purtroppo questa è la stagione. In realtà questa è neve più seria rispetto alla scorsa settimana che avete visto. Ha nevicato di meno perché probabilmente, cioè questa è molto meno acqua, cioè è proprio neve. E teoricamente dovrei riuscire ad andare via da sola oggi perché altrimenti mi dovrà portare Franz. Devo ancora aprire tutti gli scuri. Ho aperto solo uno del salotto qui e l'altro l'ho tenuto chiuso perché sta nevischiando anche in poggiolo. E adesso vado ad aprire la camera e faccio passare aria. Vorrei anche cambiare le lenzuola perché devo aggiungere una coperta perché fa freddo. Cioè io ho freddo la notte, quindi mi sa che faccio così. Ieri sera, io non so se era mezzanotte, non lo so che ora era, sono andata per pulire la sabbia ai gatti, solo che non mi ricordavo che ne avevano poca, era proprio, no, sporca di più. Quindi a quell'ora lì mi sono messa a lavare la cassetta, a cambiare la sabbia. Anna, che Luciana, tipo, Pepe, avete fame? Pepe, papà, prendiamo questo, andiamo, Pipo, bottino di papà, Pipo, bottino di papà. Panna ha pulito la ciotola. Pipo, sì bambina, dammi la pappa, ho fame. Fatto, cambio lenzuola, cambio tutto. E questa l'ho lasciata qui dai piedi, che così io ho freddissimo ai piedi la notte. E niente, e la roba da lavare è qua perché non ho posto nel cesto. Continua a nevicare purtroppo, e questa è la situazione di oggi e non cambierà, penso. In teoria pomeriggio dovrebbe migliorare qui sulle Dolomiti. Bene, oggi è martedì, io ho fatto il controllo, farò un video aggiornamento sull'apparecchio, giusto perché è un po' che non lo faccio. Qua dentro tutto a posto perché non mi ha detto niente, quindi vuol dire che è tutto a posto. La guarigione del buco della caverna, c'ho veramente una caverna, impressionante. Cioè il mio pensiero è, ma si sposteranno poi i denti indietro, visto che c'è posto? No, comunque mi ha cambiato gli elastici, i fili. Le catenelle si chiamano, vabbè, sono dei fili elastici a catenella, una volta erano di metallo e sia tutti e quattro, insomma, me li ha cambiati, quelli che partono, quelli che tirano indietro i denti, ecco. E non so che cosa ha fatto qua, qui ha fatto qualcosa, penso abbia cercato di allargare la molla, perché ho sentito tanto di quel male e ho tanti dolori a questo dente qua, perché ieri ha cercato di forzarlo anche a girarlo manualmente perché è storto, non si raddrizza e quindi ha cercato di farlo proprio girare un attimino, visto che si girano da soli, cioè sono mobili, avendo l'apparecchio sono abbastanza mobili i denti, non sono fermi e nient'altro, quindi dal dentista questo è. Bene, in questo momento c'è Pipo che guarda di fuori perché c'è la neve che cade dall'albero, dal noce, quindi è tutto innevato. Ancora, cioè se pensate ha smesso ieri di nevicare, ieri tarda mattinata, e c'è ancora tutta la neve sugli alberi, per cui vuol dire che fa freddo, c'è 1 grado di fuori, quindi vabbè, è ancora tutto sugli alberi. Pipo, freddissimo, freddissimo, non so quanti gradi siano, 8 al momento in camera. Ma devo aprire le finestre, io anche d'inverno le tengo aperte anche un'ora, cioè. Guardate, Panna con la pancia per aria. Panna,
Componiti, cicciona. Pepe, sono in modalità pulizia di casa, infatti ho tutto un casino. Eccomi qua, allora ho pulito casa, ho fatto una doccia, ho fatto veramente di tutto. L'apparecchio mi dà un po' di fastidio oggi perché gli attacchi sono più, come si dice, sono più esposti, sfregano tanto contro l'interno della guancia, perché prima c'erano gli elastici quelli colorati e quindi facevano un pochino di spessore in più, invece adesso proprio solo la catenella e quindi sfrega tantissimo l'attacco sulla guancia, sulla parte interna della guancia, ecco. E metto legna nel forno perché sta morendo tutto. A domani. Oggi è mercoledì, oggi è uscito il video sul prodotto della Shogun. Qua c'è rumore perché ho attaccato il deumidificatore, perché oggi mi pareva che il pavimento fosse un po' umido. Pepe, ciao. Sì, perché so di gatti, sono stata con i gatti, quelli della colonia, e quindi ho tutti gli odori possibili addosso. Tra l'altro ho la maglia piena di pelo che non viene neanche più via, cioè l'ho rovinata tutta questa maglia. Comunque sono andata a prendere la mia macchina, ho messo via quella di Franzi in garage e ho ripreso la mia Ferrari. Quindi in sostanza io adesso mi cambio e niente, sto a casa, accendo il fuoco che oggi non l'ho fatto perché fuori non è neanche tanto freddo, però ormai il sole è tramontato. Come posso vivere io? Adesso mi cambio perché così non riesco a stare, perché ho Pepe che... cioè, no, ho le unghie anche. Devo ancora cuocere queste, ho attaccato il flash perché altrimenti... Devo ancora cuocere queste cose, sono ancora belle morbide. I biscottini mi piacciono tantissimo. Se avessi una di quelle bottiglie, ma non quelle piccole piccole, quelle un po' più grandi, quelle di vetro, li metterei dentro le bottigliette di vetro. Ma non ce li ho. Questo era uno scarto, è venuto fuori tipo un abbraccio, un facsimile di un abbraccio. Questo qua. E questi qua sono tutti diversi comunque perché li ho fatti a mano, non avendo stampi. Questa è la vitina stretta e questa è il vitino ciccione. Vabbè, dai. Buongiorno, oggi è giovedì. Dunque, oddio che sole! Mamma mia, c'è il sole, però ci sono dei nuvoloni allo stesso tempo che prima lo stavano coprendo, adesso è tornato fuori. Devo guardare due cose al computer e oggi non so, vorrei creare con la resina, infatti gli stampi li ho lasciati fuori dall'altra volta. Guardate che capelli, leccata di mucca sembra, perché li ho lavati appena prima di andare a dormire, non li ho asciugati e sicché sono un po' come sono. Ieri sera ho fatto questa cosa, ovvero ho messo tutta la roba che doveva asciugarsi sopra il forno. Non era più tanto caldo il forno, sì, non era più bollente, quindi ho messo tutta la roba qui e tutta una sopra l'altra e così penso si sia asciugata tutta adesso. Diamo il bentornata alla Ferrari. Yes, la mia Ferrari. E questo è il tempo, ecco. Così qua lo vedete meglio. La neve c'è, ovviamente, c'è ancora anche lassù la neve, dove non batte più il sole, cioè ormai rimane. Quelle sono proprio le zone dove vedete il bianco, dove il sole non arriva più in questa stagione. Ho visto che vi è piaciuto il video sul prodotto di Shogun per i vetri, gli specchi. Vi devo dire che dove l'ho usato è ancora pulito, cosa che di solito non capita. E nonostante Pipo sia sempre qui sul vetro e ve lo faccio vedere, il vetro è ancora pulito. Vabbè, quindi voglio farvi un altro video, ve lo anticipo già, dove vi faccio vedere quanto prodotto va via pulendo tutti i vetri dentro e fuori. Tutti i vetri che ho, tranne quelli del bagno, i vetri esterni proprio delle finestre, non questi qua interni delle porte. Voglio proprio vedere quanto prodotto va via. Rieccomi dopo qualche ora. Allora, lì c'è già la pasta pronta. Franz non è ancora arrivato, è quasi mezzogiorno e 25.
E dunque è stata qui mia nonna con Leonardo, il cuginetto, e il prossimo anno farà 2 anni. E niente, si è divertito come un pazzo, ha mangiato la torta perché ho fatto la torta quella all'acqua con le gocce di cioccolato, sicché si è mangiato anche un po' di quella e niente, è diventato matto, le ho fatto vedere gli aeroplani di carta, non penso gliel'abbiano mai fatti a casa e quindi rideva come un matto. Poi l'ho fatto giocare con la palla, quella dei bambini, quella tutta colorata di tutti i colori, con i campanellini dentro, ecco, cioè, anche con quella, cioè non la lasciava più, andava in giro per la casa con la palla in mano. Poi ce l'aveva su coi gatti perché adora i gatti, adora gli animali in generale e quindi doveva cercare i gatti, quindi era sempre in camera a vedere dei gatti che erano nascosti sotto il letto, dietro le tende. E poi gli ho fatto vedere anche il robottino, quello che pulisce casa. Allora era innamorato anche di quello. E poi un'altra cosa, gli ho detto: hai visto il mio nuovo lampadario? Intendevo questi. Allora ogni volta guardava su e si metteva a ridere. Sì, gli ho detto: non sono normale, io sono pazza. Vabbè, dai. E adesso spero arrivi Franz. C'è anche la lavatrice, oltretutto. Vado a vedere se è finita. Ho lavato la sua roba a 60 gradi, quindi ci sta un po' a fare il lavaggio. L'avevo fermata perché, eccolo, è arrivato. L'avevo fermata perché, sì, è finita, bene. Avevo attaccato il forno, quindi non potevo lasciare tutti e due attaccati, insomma, accesi. È arrivato e anche di corsa, quindi vi lascio, vi abbandono e ci sentiamo prossimamente. Alfa si è accorto che sono arrivata con la macchina e è venuto in strada ad aspettarmi. Si è accorto, rendetevi conto, riconosce la macchina. Non solo lui, un po' tutti. Comunque, buongiorno, togliamoci da in mezzo le scatole gatti che arrivano a macchina. Ah no, scherzavo. E Dash e Alfa. Dash, buongiorno, sono andata a comprare il pane e poi ho trovato, c'era mia nonna in macchina di mio zio e allora poi sono andata con loro a bere cappuccino e in pigiama, ovviamente, perché io ho i pantaloni del pigiama, tanto stasera li cambio e quindi e niente, sono in giro col pigiama. Io sapete che non me ne frego molto di quello che pensa la gente, vado in giro come capita, cosa che dovrebbero fare molte persone che invece si fanno problemi per qualsiasi cosa. Ecco, io non mi sono mai fatta problemi. Vedo Sprite, c'è anche lei. Alfa, non puoi stare qua per terra così, fa fietto. Dai, andiamo Dash. Ecco, e non so quanto lungo sia questo vlog, comunque oggi è una bella giornata di sole. Volevo andare a far volare il drone perché oggi c'è poca aria e quindi adesso vado un attimo su a casa dei miei e poi vado a far volare il drone, ma non qua, solito posto, un altro posto, giusto per cambiare un po' visuale, perché vi sarete anche stufati di vedere sempre la stessa. Prossima settimana arriverà un video sul drone, e questo è il cappuccino perché il latte e il caffè mi stanno pesanti tutti e due. C'è la panca rovesciata. Vi ricordate che quella panca era lì? E adesso è lì. Come ha fatto a essere così? Leonessa, questa è Leonessa. E il Dash? Com'è che la panca è qui? Vi appunto uscirà il video sul drone. Ho fatto altri voli e sono andata su al villaggio e l'ho cercato di montare meglio perché l'ho montato col telefono. L'ho editato trasferendo, ho trovato il sistema per trasferire i file video nell'iPhone, perché sapete che l'iPhone è tutto particolare, e ho trovato il sistema e quindi ho editato con l'iPhone e infatti il risultato è venuto nettamente migliore e sono riuscita a tagliare come volevo, a mettere la musica come volevo, eccetera eccetera. Lilla! Ciao Lilla! Buongiorno Lilla! Buongiorno Lilla! Ciao! Rieccomi, sono le 3 di pomeriggio, sono andata di nuovo a fare altre prove di volo con il drone
perché quelle di questa mattina purtroppo sono venute tutte con le ondine, con l'effetto jelly. Adesso devo guardare le riprese che ho appena fatto, solo che mi sono congelata perché c'è un freddo fuori. È strano vedermi coi capelli così, però non avevo voglia, oggi li ho lavati e non avevo voglia di tirarli su, perché sennò li avrei risporcati con la lacca e quindi li ho lasciati così. Bene, detto questo, vi ho fatto la ripresa che stavo facendo volare il drone, non mi ricordavo già più. Detto questo, adesso guardo le riprese, poi devo ancora lavare i piatti, devo fare un po' di cose, la doccia, eccetera. Quindi vi ringrazio per aver guardato questo weekly vlog. Vi ricordo che se volete ordinare dal mio sito Shogun dovete affrettarvi al massimo entro i primi di dicembre, perché si prevedono tantissimi ordini e quindi la conseguenza qual è? Il ritardo nelle spedizioni e quindi nella preparazione dei pacchi più che delle spedizioni. Detto tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!